Tutto era stipato nel retro di un capannone di proprietà di un grossista siriano di prodotti elettrici a Casale di Scodosia. Una discarica abusiva con cumuli di rifiuti industriali senza autorizzazione e senza osservanza delle basilari norme di sicurezza. È quello che hanno scoperto i finanzieri di Este durante un blitz nel sito industriale all'interno del capannone. Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno anche trovato un uomo che lavorava in nero e beneficiava del reddito di cittadinanza. L'area, del valore commerciale di oltre 200.000 euro, è stata posta sotto sequestro. Tra i materiali di scarto vi erano anche vernici industriali e parti in amianto abbandonate sul suolo non impermeabilizzato, con il rischio di contaminazione delle falde acquifere. La Procura di Rovigo ha accusato il gestore e il proprietario dell'immobile di reati ambientali e smaltimento illegale di rifiuti. Tra i dipendenti era presente infine un cittadino marocchino formalmente disoccupato, la cui moglie beneficia però del reddito di cittadinanza e che è stata segnalata per aver dichiarato il falso al fine di ottenere indebitamente il beneficio, circa 10.000 euro.